Sicuramente è un ambiente che conosco l'ambiente, conosco i giocatori, ho giocato con quasi tutti loro, tanti anni fa col Torino, poi ci ho giocato con alcuni con la Capitolina, con altri con la Lodigiani, ho giocato un po' con tutti loro. Quindi ripeto, l'ambiente lo conosco, è una squadra secondo me valida, ancorché sostanzialmente siamo tutti italiani, non ci sono stranieri e sono tutti ragazzi molto giovani. Però secondo me abbiamo le possibilità per fare comunque un buon campionato dignitoso. Oggi credo che l'abbiamo dimostrato, almeno da fuori sicuramente si vede meglio, da dentro al campo mi è sembrato che ce la siamo giocata alla pari, poi da fuori mi diranno meglio cosa è successo realmente. Mi dispiace soltanto per gli ultimi 20 secondi perché è capitato che ho cercato di mettere il braccio sul petto di un avversario, purtroppo l'ho preso sul volto. Si è rotto sotto lo zigomo, si è fatto un taglio sotto lo zigomo e al momento non crede che io non l'abbia fatta apposta, quindi adesso entrerò negli spogliatoi per scusarmi ulteriormente, ma vi assicuro 20 secondi dalla fine, 3-1 per loro, io già ammonito sarei un folle a fare una cosa del genere, però adesso spero di aver modo di scusarmi ulteriormente. Comunque ripeto, la squadra secondo me si è dimostrata una squadra valida, sappiamo che Arzignano è una squadra attrezzata decisamente per puntare ad altri obiettivi rispetto ai nostri e infatti sono lì tra le prime tre del campionato e oggi hanno dimostrato quanto di buono possono fare. Però secondo me noi non abbiamo sfigurato. Complimenti a loro e complimenti a noi per quello che abbiamo fatto e che possiamo ancora fare. Partendo dal presupposto che è uno sport di squadra e loro hanno... Vabbè, mi piange il cuore a parlare di Fabrizio, ma non di Marzio. Cioè, ragazzi, Marzio è un esempio per tutti quanti. A parte che è mio coetaneo, anche se è qualche mese più giovane di me, però è incredibile come gioca ancora, ha un'intelligenza tattica spaventosa. Fabrizio lo conosciamo, Fabrizio è uno che nasce per fare gol e morirà per fare gol. Cioè, ne parlavamo prima della partita, nel momento in cui se lui non segna si sente male e oggi l'ha dimostrato ulteriormente. Cioè, è un ragazzo che ha una facilità di segnare che ha sempre avuto e continua ad avere e lo ha dimostrato, ma ci sono diversi giocatori importanti nell'Arzignano. Abbiate pazienza se non so i nomi, ma mi è piaciuto particolarmente il numero 10, un giocatore ottimo che va a destra e a sinistra, buon passo, buon tiro. Il portiere decisamente un gran bel portiere, non me ne vogliono gli altri, però questi sono i primi che in 2 secondi mi vengono da dire, però è una squadra molto ben organizzata, abbiamo visto, sicuramente quindi lavorano anche tatticamente durante la settimana, si vede, è una squadra preparata, ben preparata e fatta di giocatori importanti. Un trittico sabato scorso col Pesaro Fano, io non c'ero però mi hanno detto che comunque è una partita contro la prima classifica non può che essere difficile. Oggi con la seconda e credo sabato con la terza in classifica a Milano, fuori casa. Quindi, insomma, io faccio un bel esordio comodo, insomma, con la seconda e con la terza del campionato poteva andare meglio, però va bene, questo è, questo ci prendiamo, insomma. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a voi, crepi il Andrea lupo. Rubei. Grazie.